Uno smottamento a destra potrebbe essere imminente a Venezia e a rilevarlo idealmente sono i sismografi di Palazzo Ferrofini, dove tra dopo Zaia, crisi internazionali e temi locali, dalla sanità alla pedemontana, i fronti aperti sono innumerevoli. All'orizzonte lo stesso congresso federale della Lega a Firenze, nel corso del quale alcuni nodi e quindi malumori potrebbero venire al pettine. Rumors o che altro, il passaggio di alcuni esponenti regionali dalle file zaiane lighiste a quelle meloniane non sarebbe solo fantapolitica. Un riallineamento quindi con tanto di nomi. Nel veronese in pole position ci sarebbe Marco Andreoli, attuale presidente della terza commissione agricoltura, nella Marca trevigiana Silvia Rizzotto, già sindaca di Altivole, e dal mondo primario proviene il consigliere veneziano Fabiano Barbisan, che interpellato però nega ogni intenzione di fare il salto. Assolutamente no, categorico e determinato, assolutamente no. Anche perché alla mia, giovane età, 71 anni compiuti, non è che abbia tante velleità di andare sotto altri ombrelloni, ecco. Potrebbe passare invece in Forza Italia il veronese Enrico Corsi, volto storico nella città scaligera, insomma veri e propri movimenti tellurici in un momento di grandi interrogativi. A Palazzo Ferrofini è l'ora della dissimulazione, nessuno ufficialmente fa i nomi, ma si lanciano messaggi chiari. Non entro nel merito dei nomi che possono aderire a Fratelli d'Italia, l'importante è che chi vuole aderire a Fratelli d'Italia non aderisce solo al partito, aderisce ad un progetto e ad arricchire il partito e il movimento di Fratelli d'Italia, portando qualcosa in più. Quindi da parte nostra, insomma, braccia aperte a chi può portare un valore aggiunto al gruppo per un progetto futuro che guardi non solo ai prossimi 5 anni di Consiglio regionale con un governatore di Fratelli d'Italia, ma addirittura ai prossimi 10 anni per un governatore di Fratelli d'Italia.